Oggi siamo a Piazzale Garibaldi, nel comune di Razzo. Facciamo un giro ad Anello con le ciaspole fino a Forte Campolongo. Sono in compagnia con Elena, Andrea e Cristina. Ciao a tutti. Siamo a meno 6 gradi anche oggi, tanto per cambiare, però c'è il sole oggi, finalmente il sole. Signor Messner, Buongiorno, siamo arrivati anche oggi in questo bellissimo paesaggio, neve non tanto abbondante, ma soffice. la guida alpina Michele Tarzara, magari. Adesso saliamo per 500 metri per Forte Campolongo. Com'è stata, Cristina? Una cisterna d'acqua della prima guerra mondiale. Baita caffè latte, metri 1665. Piccola pausa prima di arrivare in cima. Sole, oggi ci abbronziamo, diventiamo tutti belli, più belli, più belli. Arrivati all'ingresso del Forte Campolongo, dopo quanto? Un'ora e mezza? Un'ora e mezza siamo arrivati al forte. Arrivati al Forte Campolongo. Il Forte Campolongo è stata una fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l'impero austro-ungarico, lungo la linea di confine che attualmente si può collocare tra le province di Vicenza e Trentino. Venne eretto negli anni 1912-1914 e costituiva, con il Forte Verena e il Forte Corbin, la più diretta risposta alla linea di forti austro-ungarici. Era una delle più moderne costruzioni operate dal genio militare italiano. Nel luglio 1915 venne gravemente danneggiato e distrutto quasi completamente il 15 maggio 1916 dai colpi di obice austro-ungarico da 380 mm. Dolomiti del Brenta. Dopo una piccola pausa riprendiamo il nostro cammino. Sta arrivando la carica. Sta arrivando la carica. Andare verso parcheggio macchina bianca. Di là. A questo punto noi teniamo a sinistra per Taverna de Piazon, rifugio Campomano. Scaline, scaline qua. Io battere male con le ciaspole.
Parla italiano che sto filmando. Abbiamo sbagliato il sentiero, torniamo un po' 50 metri indietro. Perché abbiamo seguito gli altri, ma è sbagliato, il sentiero è di là. Guarda, guarda dove ti porto. Pip, pip, via. Salutate con la manina, salutate, siete sotto una roccia pericolante, si sta muovendo. Arrivati alla caverna del Saison, una profonda e larga caverna che scende poi a forma di pozzo. Allora, col burro in sottofondo, mi fa vedere. Che tipo la telecamerina. Dopo 3 ore e mezza e 8 km e mezzo siamo ritornati alla macchina. Com'è stato il giro? Cristina, bello, bellissimo. Posso andare? Posso? Asfalto. Ciao, alla prossima!